Lorenzo, sei pronto? Certo che Andiamo, sì, andiamo a giocare? certo che sì, ma tu chi sei? Okoye il portiere. Io? E tu? È il Niño Meraviglia! Vamos! Andiamo! Big Ben, la trasmissione. Ragazzi, dove eravate? C'è la trasmissione, dai, andiamo, dai. Buongiorno a tutti, bentornati. Siamo alla prima, cioè alla seconda partita di campionato. Ho visto la sigla, mi è venuto da ridere, ma abbiate pazienza. Niente, andiamo al sodo subito. Allora, vi presento subito un carissimo amico, un nostro amico, un mio amico, ma soprattutto un amico dell'Udinese anche, credo, spero. Stefano Fiore. Ciao Stefano, grande Stefano. Ciao Come Lorenzo, stai? e un abbraccio a tutti i tifosi dell'Udinese. Ah, grazie. Mamma mia, ma che capelli c'hai lì? Ti sei arrivato con la corrente Pochi, elettrica lì? Eh? pochi. Pure te. Bisogna valorizzarli, Lore. Senti, hai visto l'Udinese? Sì. Sì, sì. Allora mi dispiace per la tua ex squadra Lazio, però, insomma, però ce la Beh, siamo io meritata. cascavo in piedi comunque sia. Appunto, buona questa. No, però se l'è meritata, una bella Udinese abbiamo visto quest'anno. Dai. Sì, sì, sì. Una squadra soprattutto molto diversa da quella vista a Bologna, Sì. che magari aveva un po' lasciato il pallino di più alla squadra rossoblù, invece ha avuto un atteggiamento totalmente diverso che probabilmente ha sorpreso anche la Lazio, quindi grosso merito va sicuramente all'allenatore che ha preparato molto bene la partita e credo che per un'ora soprattutto abbia giocato meglio, abbia meritato il doppio vantaggio, poi ha sofferto un po' alla fine, soprattutto dopo l'espulsione di Camarà, ma ci stava, visto comunque la forza anche dell'avversario, e direi sicuramente un buon inizio di campionato che speriamo sia di buon auspicio per il futuro. Beh, sicuramente migliore di quello dell'anno scorso, non è che ci volesse molto, insomma, tra l'altro. Però, insomma, volevo chiederti, è una domanda sempre un po' così che si fa, però, insomma, perdonami. Chi è che ti è piaciuto di più dell'Udinese? Allora, io ovviamente, anche per quello che è stato il mio passato, credo che i giocatori di qualità sono quelli per cui non solo determinano, ma per cui si va anche allo stadio e per cui ti innamori di questo gioco meraviglioso, no? Quindi direi che Toven, dall'alto della sua classe, della sua esperienza, abbia fatto una partita sontuosa. In generale, ovviamente, non solo per il gol e per l'assist meraviglioso che in pochi hanno sottolineato, ma è stato qualcosa di meraviglioso, un controbalzo d'esterno sinistro, insomma, che ci riconcilia col calcio di una volta. Quello E tuo, quindi, insomma. no, ma anche di quello un po' prima, perché è stato un colpo da biliardo veramente incredibile. Stefano, Sì. no, volevo farti una domanda sempre su Toven. Ci siamo anche noi allo Siamo anche noi. studio. Ciao Ti Lorenzo. presento. Sei dimenticato di noi. Scusami, quando vedo Stefano io perdo la No, testa, no, lo ma sai. hai ragione. Allora, io Elio approfitto, Meroi e Stefano Pontoni. Dai. approfitto di Ciao Stefano per ragazzi. fargli una domanda. Allora, quando è arrivato Toven a Udine, abbiamo detto, ma verrà qui per un contratto, insomma, ormai il giocatore adatto e via. Invece Toven è arrivato qui e la cosa bellissima, ha imparato subito l'italiano, perché sai, di solito uno quando viene per il contratto dice ma mi fermerò non so quanto, però ha voluto imparare l'italiano, si è inserito benissimo
tanto da meritare la fascia da capitano. Volevo chiederti, tu che sei stato a Udine, ma che cosa ha Udine che è capace di dare a certi giocatori queste cose, come è successo con Thauvin? Guarda, è difficile da spiegare forse a parole, no? Perché Thauvin, diciamo che è uno di quei giocatori che è quasi al tramonto, no? Quindi magari qualcuno, come hai detto bene te, ha pensato che fosse venuto magari per svernare, come si dice in gergo, no? A prendere l'ultimo contratto, eccetera, eccetera, che fosse un giocatore quasi finito. Troppo spesso la critica attribuisce a questi giocatori, no? Queste etichette. Dico questo perché lui, dicevo, è quasi alla fine, mentre per quello che riguardava me, ad esempio, ero in trampolino di lancio, quindi Udine è una piazza che va bene per tutte le stagioni, e dire esattamente cos'è è complicato. Io so solo che anche a distanza di tempo conservo un ricordo meraviglioso di quei 2 anni, ma non solo per quello che ho fatto sul campo, che è stato meraviglioso, ma per i rapporti che erano nati, che sono nati e che continuo ad avere. Adesso Lorenzo ha esordito presentandomi come un amico, e sono contento di questo, ma insieme a Lorenzo ce ne sono tanti altri con i quali continuo ad avere rapporti duraturi, no? Quindi credo che la chiave sia il fatto che uno, quando arriva a Udine, si sente in famiglia. Anche se è profondamente diversa l'estrazione, come me che vengo dal profondo sud, come Thauvin che arriva da un'altra nazione, come tutti gli stranieri che sono passati da Udine, E evidentemente tornati come Alexis è Sanchez tornati anche. anche come Alexis, quindi vuol dire che c'è qualcosa di speciale, che magari è difficile da spiegare con le parole, ma che si respira, si vive, e fa sì che uno giochi a calcio con passione, e ripeto, condividendo con le persone di Udine qualcosa di speciale. Comunque Stefano, anch'io ho una bellissima foto con te e Gianni Ched, eravamo al lago di Cavazzo, che c'è stata una serata, non ti ricorderai, chissà quante serate ne hai fatte, però ho un bellissimo ricordo di te. L'ha Bene, messa grazie. l'ha messa sul comodino, pensa. Sì, si può passare male però. No, Speriamo in fondo al comodino, indietro. no, volevo chiederti una cosa, cioè, è una curiosità forse che non dovrei, visto che me l'hai raccontata così amichevolmente. Quando sei arrivato a Udine a stadio finito, no, che il Paron Pozzo, che Dio lo benedica, ti ha fatto vedere lo stadio, tu gli hai detto una cosa che mi è rimasta molto impressa, te la ricordi? Ma sì, sì, gli feci la battuta, siccome poco prima insomma, dell'inaugurazione avevo visto Stacchiamo su Stefano, va che voglio vedere la faccia. no, perché qualche settimana prima che insomma ci fosse l'inaugurazione dello stadio, avevo visto un servizio sull'Udinese che parlava un po' delle magnifiche e incredibili plusvalenze che la famiglia Pozza aveva realizzato negli anni, e diciamo che io ero nelle prime 5, se non sbaglio, se non ricordo male. E allora Bene. colsi la palla al balzo nel momento in cui entrammo nello stadio, dicendo: Presidente, forse quell'angoletto lì in alto, magari quel pezzettino l'ha fatto grazie al sottoscritto, e lui si mise a ridere, ovviamente. Un pezzo di stadio e di fiore, insomma, dai, questa è Piccolino, dai, sì. Ma piccolino. quale vuoi, Beh, giusto per sapere, quale sarebbe sto angolo, giusto per dai, sapere qual è su. l'angolo fiore? No, non lo so, indicavo uno spicchio per far la battuta, non era necessariamente una cosa che volevo evidenziare in maniera chiara, ecco. Bene, io ti ringrazio Stefano di questa tua disponibilità, io ti auguro, siccome so che adesso sei un po' praticamente disoccupato, In vacanza in forzata, vacanza, allora. comunque ti auguro ogni bene per qualsiasi cosa tu
vada ad intraprendere. Con grande Grazie affetto, mille. te lo dico. È sempre un piacere. Ti ringrazio. Buon lavoro e Stefano, un abbraccio a Stefano, tutti. Stefano, non so se volevi fargli qualche domanda tu, Stefano. No, No, Stefano Fiore è Piconi. una delle prime magliette che ho comprato, era di Stefano Fiore. Quando lo vedo è sempre una grande emozione, un grandissimo giocatore. Oggi costerebbe ben più di uno stadio se lo vendessimo al prezzi di oggi. Beh, scusa se attraverso l'Udinese l'abbiamo o l'hanno, diciamo, mandato, non prendiamoci dei meriti che noi non abbiamo, l'abbiamo mandato anche in nazionale. Non Beh, come no, dimentichiamo. come no. Eh, È stata una tappa quindi, fondamentale della mia carriera, quindi lo puoi infatti, dire anche ad alta voce. ecco, e ne andiamo orgogliosi ancora. Quindi, fai Grazie tu. mille. Un abbraccio veramente affettuoso a Stefano, tanti auguri, in bocca al lupo. Grazie della tua Grazie. disponibilità. Grazie. Ciao Stefano. Un Ciao abbraccio a Stefano. tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao a Stefano. tutti. Ciao. Bene, torniamo a parlare di Udinese dopo questa entrée, diciamo, proprio a gamba tesa di Stefano Fiore, che ci ha fatto piacere e non ci ha fatto assolutamente male. Va bene? Lorenzo, hai Dimmi perso un tutto. colpo. Lorenzo, hai perso un colpo. Oddio. Ma il Io Godete perdo- Friulani, sei già dimenticato? No, il Godete Friulani deve essere gestito con parsimonia. Ah sì? Io me lo sono già detto, me lo sono già fatto, eccetera, però bisogna un po'. Ma se vuoi te lo faccio, però insomma, sto invecchiando, Alla fine della ragazzi. puntata, alla fine della Ecco, alla puntata. fine, ecco. Perché intanto ringraziamo quelli che ci stanno scrivendo, Sì, benissimo, oggi, grazie. oggi Lorenzo Sì, spiego che siamo in formazione ridotta sì. perché c'è qualcuno che sta prolungando le sue ferie. Fortunato. E non siamo io e Elio che siamo qui, Sì, ma ci sono un paio di fortunati che prolungano le loro ferie. Ma non importa, torneranno perché qualcuno mi sta chiedendo dov'è Bozzo, non l'abbiamo No, ma sequestrato. lascialo dove? Lascialo. Se Non, il la- Botti sta 6 mesi in ferie, cioè io sono non l'abbiamo contento. sequestrato, non l'abbiamo sequestrato, tornerà presto. Ecco, buone vacanze Ernesto. Ero spisotto, volevo risponderti, bentornato ragazzacci, ma siete anche qui alla Tisana, finalmente si dorme. Vedi Stefano, Lorenzo ha goduto ininterrottamente per 2 giorni. Ti dà un Guinness World Record, ti daranno. Niente, No, no, passiamo a parlare della partita, perché sì, poi no, effettivamente c'è da parlare di una partita, c'è da parlare di un esatto, Udinese bravo. che ha convinto, Cioè, eravamo andati un po' titubanti le prime 2 giornate, la prima giornata, Prima. dicendo Stefano, sì, facciamo le cose per benino, perché qui chiedono di Fabio Brini, allora posso dire io qualcosa? Fabio Brini quest'anno non ci sarà perché ha avuto un incarico dalla provincia, mi pare, correggimi Stefano, dalla Benissimo. provincia dove abita lui, e quindi ha degli impegni che lo tengono impegnato tutta la settimana, compreso il lunedì. Quindi ci ha detto di ringraziare tutti gli amici che hanno apprezzato la sua presenza, questo, quell'altro, eccetera, però quest'anno dobbiamo farne senza, quindi ci dispiace molto, moltissimo per noi e anche per voi, perché le sue interpretazioni, le sue delucidazioni sulla partita erano veramente interessanti, precise e competenti. E poi Ce era ne diventato dispiace un amico. moltissimo. E Era beh, diventato un quello è amico. sempre stato un amico Fabio, lo sarà per sempre, insomma. Tornando alla partita. Chi lo sa, potrebbe tornare saltuariamente, ci ha promesso, in base ai suoi Sì, impegni però c'ha all'incarico questi che ha impegni assunto purtroppo. con la federazione. Quindi in bocca al lupo a Fabio. Però oggi abbiamo svelato uno dei nostri tanti ospiti. Quest'anno io e Lorenzo abbiamo deciso, faremo una carrellata di tanti ospiti. Settimana dopo settimana vi portiamo ben qualcuno, non preoccupatevi, le sorprese non mancano. Quindi dicevamo così, partiamo da chi ha fatto il primo gol. Si sblocca Luca in campionato, Lorenzo Luca condivide Beh, con te il nome. Non bisogna sei più portare il il nome. Lorenzo più famoso dell'Udinese perché c'è Lorenzo Luca che ti sta rubando la scena. Cross E gliela lascio con piacere, guarda anche. sublime di Grazie. esterno di Florian Thauvin, Lorenzo Luca incorna e la mette in porta. Ringraziamo anche un po' il guardialinee che ha preso una cantonata enorme alzando la bandierina. Lì c'è stato un qui pro quo, sì, lasciamo perdere perché tanto
è bene che si mettano d'accordo, ma non entriamo in polemica per subito perché No, sennò non parliamo di arbitri. Lorenzo Luca, ecco. come Beh, lo Lorenzo Luca vediamo? l'ho visto, beh, a parte il gol che è stata una perla, è stata una grande perla, soprattutto perché anche poi con quel cross, come ha detto anche Stefano Fiore, di Thauvin di esterno, è stata una cosa, una prelibatezza calcistica, potremmo chiamarla. E poi hanno fatto un colpo di testa che era una cannonata, sembrava essere tirato di piede, insomma, quindi è stata una cosa Lorenzo, veramente se quel straordinaria. giocatore lì, se quel giocatore gliela metti bene, son tutti gol, perché insomma con la sua altezza, difficilmente un difensore riesce a contrastarlo. E abbiam visto che tutte le volte che questo giocatore gli è arrivata una palla giusta, lui l'ha sempre messa dentro. Sicuramente, io l'unica cosa che vorrei, cioè il punto in cui pretenderei, come credo lo faccia anche Rooney, che potesse migliorare è nel controllo di palla, cioè affinare un po' di più, diciamo, quelli che sono i suoi piedini, perché è chiaro che di testa fa dove vuole, però essendo una boa, essendo un attaccante che fa reparto quasi da solo, che avesse un po' più di dolcezza nei piedi, nel controllo, nel vedere, eccetera. Per il resto, Luca ha fatto una cosa splendida, ma però qualcuno ha toccato un tasto che a me duole. Però volevo dire una cosa e dopo vi lascio esprimervi come volete. Ringrazio tutti quelli che scrivono bentornati, eccetera. Ecco, ehm, io ho avuto questa impressione dopo queste prime 2 partite, no, che sappiamo benissimo che le prime partite, anzi le prime 3, visto che dopo c'è la sosta, c'è la nazionale, ehm, ci son degli esperimenti, vediamo anche i risultati che sono un po' sballati secondo le previsioni, eccetera, Ma insomma. quest'anno molto sballati Ecco, quest'anno. vabbè comunque insomma è chiaro che le squadre non sono ancora ben amalgamate. Però ho notato una cosa importante, credo, che, passando per Avellino, Bologna e diciamo anche, contro la Lazio, ho visto che questa è una squadra che mi dà l'impressione che ha voglia soprattutto e mi dà l'impressione di poter continuamente fare un gradino in più, di uno step in più ogni partita, cioè è in E fase di allora, ecco, allora io mi inserisco per dirti primi tratti di Costa Rooney. Cioè perfetto. questo allenatore che è arrivato tra lo scetticismo generale, perché nessuno lo conosceva, nessuno capiva perché l'Udinese non aveva preso Di Francesco, Vivarini, perché non aveva rinnovato Cannavaro. È arrivato un allenatore dalla Polonia e ci chiedevamo: "Ma chissà cosa riuscirà a fare, ma è l'ennesima scommessa, l'ennesimo azzardo, vuoi che per davvero i Pozzo vogliono andare in Serie B?" E invece Costa Rooney, zitto zitto, perché mi sembra che sia uno che parli poco, anzi quasi niente, che lasci E pa parlare il ma campo. e parla bene anche. Primi tratti, l'abbiamo definito così, primi tratti di Costa Rooney. Sì, però c'è anche Esatto. da dire una cosa, che ha cambiato pochissimo rispetto all'anno scorso. Più ha No, utilizzato no, la no, 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 che ha no, no, cambiato no, come anche per giocatori Lorenzo, come giocatori, la squadra, giocatori tranne l'ultimo arrivato Castro, Ci no? aggiungi a un udinese Karlstrom e ci Però aggiungi soprattutto la mentalità. Io non so se avete notato quello che ho notato io. Il fatto che non abbiamo più paura dell'avversario, che giochiamo con coraggio. Abbiamo aggredito la Lazio, che Lazio adesso dicono la Lazio è poca roba, però veniva da una prima giornata in cui dicevano la Lazio di Baroni è già pronta per. Quindi non possono cambiare in 5 minuti idea. appunto Ci sarà anche l'Udinese che ha messo del c'è suo stata per una fare Udinese questo. coraggiosa, Lorenzo. L'anno scorso non l'abbiamo mai vista così. Ma stiamo scherzando? Cioè, soprattutto la chiamiamola cattiveria agonistica che l'Udinese ha avuto e ha messo in campo, diciamo questa idea, ma poi sembravano tutti, cioè mi ha dato l'impressione che come i 3 moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, no, cioè una famiglia, si aiutavano. C'erano le coperture, le transizioni giuste. Nessuno aveva paura di allungar la gamba. Forse ecco Camara è stato l'unico che l'ha allungato un po' troppo, poteva farne Parleremo dopo anche di Camara degli esterni. Non so se avete notato quello che ho notato io. Gökhan Inler, no? Perché quest'anno abbiamo cambiato anche figura dirigenziale, abbiamo sistemato il lavoro che fa durante la partita, perché
un abbraccio a Iker Bravo per dirgli guarda che prima o poi arriva la tua occasione, un tranquillo a Giannetti quando viene richiamato in panchina, una presenza costante quando c'è da... Un grande aiuto per eh, l'allenatore. cioè è un collante assieme a Runeic, Inler, cioè abbiamo sistemato quei meccanismi, ingranaggi, Lorenzo, che sembravano non funzionare più. Sì, sono perfettamente d'accordo, ho visto, senza citare adesso le prestazioni dei singoli, a cominciare da Bijol, a me è piaciuto tantissimo anche Brenner, se dobbiamo dirla tutta, mi sono piaciuti tutti quanti, insomma praticamente, però è chiaro che adesso devono inserirsi anche gli altri, perché insomma Iker Bravo praticamente è un piccolo fenomeno, promette insieme, però ci sono anche altri da inseguire, però io... L'unico dubbio che ho, che mi batte in testa da parecchio tempo, sono gli esterni. Che Però, peraltro, insomma, Lorenzo, no, volevo dire, peraltro, Zibue, insomma, la sua l'ha fatta domenica, anche per quel salvataggio sulla linea, eccetera, insomma, quindi, però, avendo Luca lì davanti, ci vorrebbero un paio di esterni un pochettino un po' più laboriosi, diciamo, ecco, cioè che dessero qualche palla in più. La maggior parte del lavoro esterno l'ha fatto Thauvin alla fine, insomma. sì, ma anche centrale Sì, l'ha fatto, capisci? sì, l'ha Non fatto siamo andati molto dappertutto, sugli insomma. esterni, ma il gol è nato da un'azione partita da centrocampo, capisci? Cioè invece Sì, di sì. sì, dunque allora No, anche no, quella lì può no. essere una soluzione, eh. Adesso Sì. rispondetemi a questa domanda: cosa ha portato di diverso Costa Runeic in queste 3 partite che abbiamo visto ufficiali? Cosa vi è rimasto che dite è La cambiato? Sì, mentalità, il che fatto ancora che non è affinata, attenzione, perché lui vuole molto possesso palla e devono affinare su quello. Per fare possesso palla devi limare un po' di piedi, perché quello è importante, velocità nel ruotare la palla e soprattutto pressare alto come hanno fatto per la prima mezz'ora praticamente, ecco. Il pressing alto è quello che ti dà le possibilità. Non ci siamo arrivati a completare questo percorso perché ci vorrà del tempo, non puoi farlo in 15 giorni, in un mese. Ecco, infatti lui ha detto, ed è stato correttissimo, ma mi piace da matti Runeic, scusa se ve lo dico, io gli ho dato molta fiducia, per la stima gliela do a fine campionato, ma ha la mia piena fiducia perché è un uomo che parla chiaro e quello che dice, quello che promette lo fa. Cioè, lui ha detto questo e pian pianino ci siamo arrivati. A Bologna diciamo pure che c'è anche andata bene, va sì, bene, però non abbiamo fatto una bellissima partita. Con la Lazio ci è andata benissimo, ma con merito, con con i merito, nostri mezzi, con i nostri con i mezzi. nostri meriti, attuando quello che Krunic predicava da tutta l'estate. Ecco. Però bisogna che gli diamo tempo, non possiamo dire che questa è l'Udinese. L'Udinese verrà fuori perché l'Udinese sta lavorando ancora sul mercato, ricordiamoci. Ecco, Primo, Elio, scusa, primo perché, scusami, primo vai, perché vai. deve limare un po' di giocatori perché si stanno allenando in 39, vi faccio alcuni nomi che dovrebbero andarsene via, cioè Sace, Squina, Benkovic, Buter, Bosek, San, Abanqua, Semedo, Diavolà, insomma, cioè sono dei pesi questi che non giovano né ai giocatori né alla società. Poi c'è il discorso Perez con il Porto, anche lì se perdi Perez devi sostituirlo in maniera adeguata, non puoi mettere un Virgulto che ha le prime armi. Ecco. E poi ci sono quel problema dei due esterni, insomma, o trova il sistema di trovare, come qualcuno supponeva o indicava, di mettere Lovric esterno, insomma, che mi sembra un po' un'esagerazione, trovare qualcuno che si adatti a quei ruoli. Ecco, non so, capito? Cioè, Parlando di l'Udinese ancora mercato, è in fase di costruzione con le idee che ha Runic, però la cosa importante, sottolineiamola, che la società quest'anno, credo forse per la prima volta, abbia acquistato dei giocatori su indicazione di Runic. Castro su tutti. Come vi è Bravo. sembrato Ed è che il Castro? campo. Fortissimo, Come vi è fortissimo. sembrato? Uno che si è già integrato subito nella squadra, uno che ha che in pratica
la squadra gli dà fiducia perché ha piedi buoni, è uno che ha i tempi giusti, è uno che si impegna. Cioè io dico, l'inserimento di un giocatore non è mai facile, lui insomma si è subito bene integrato, e insomma la sua personalità incide moltissimo sul gioco centrocampo. E anche Eckelkamp, secondo me, è un altro che darà una marcia in più all'Udinese. Ora, fermi tutti, perché quest'anno Lorenzo ha perso, mi dispiace, hai perso il tuo pupillo, è andato via. Mi chiedono dallo staff di Eckelkamp se ti rendi disponibile per la procura. Di chi? Che adesso che sei libero da Samardžić, che ormai è il tuo futuro pupillo, perché ogni anno Lorenzo scommette su un giocatore. Per 2 o 3 anni questo giocatore è stato Samardžić. Quest'anno chi prendi in dote? Guarda, io prenderei Castro, l'ho suggerito a tanti miei Vai amici sul sicuro? Vai sul sicuro? che fanno il, come si chiama lì, il Totocalcio, il... Infatti anche Fabio da casa ci chiede, ma Lorenzo, toglimi una curiosità, nella nuova maglia che hai preso quest'anno, che nome ci hai stampato dietro? Immagino sia quello che ho stampato io. Chi è stato attento alla sigla ha capito chi aveva stampato dietro Lorenzo. No, dai, su. Andiamo avanti. A me piace Castro, non c'è poco da fare. Poi è svedese, cioè piace. Io l'ho definito equilibratore di gioco. Sì, è un giocatore è normale. è quello che nella musica chiamano metronomo, no? Cioè sa dove andare nel momento giusto, con i tempi giusti, è uno che non si tira indietro, è coriaceo, è duro, è forte, aiuta i compagni anche, non so se l'avete notato come va in raddoppio quando uno è in difficoltà, gli verrà una mano. Cioè, secondo me è tanto, però insomma ci sono anche altri. Per esempio, hai toccato un tasto giusto, aiuta i compagni, ma non solo lui. Cioè io ho notato che quando c'è da recuperare una palla persa, ce ne ho 2 o 3 che vanno subito a cercare di recuperare la palla. Allora dico, tornando sul discorso del mister, anche questa mentalità, riuscirla a inculcare i giocatori in brevissimo tempo, perché poi dobbiamo anche tenere conto una cosa, è molto dispendioso, c'è un lavoro del genere, pressare dal primo diciamo all'ultimo momento, no? Sì, mi è sembrata che è un Udinese che sta già bene fisicamente, sì, dal punto di vista della corsa. Non so se, cioè, ha fatto una partita anche di sostanza. È prontissimo, ha giocato tutta la partita, non c'è un problema fisico. Per tutti Carson è un giocatore invisibile ma indispensabile, scrive Mario. È vero, concreto Marco. Definizione giusta, invisibile e indispensabile, sì, è vero. Cioè, questo è un giocatore che tantissimo. Però c'è Sì, prego. Io ti dico il mio però, e qui vi introduco su un altro argomento. Tanto merito di questi 4 punti raccolti va anche a una difesa davvero solida. Questo trio Perez, Biol, Giannetti, sommato a Okoye, che a Bologna è stato strepitoso, l'altro giorno anche, insomma, a tratti anche, però magari un po' meno strepitoso. Beh, sul gol che hanno fatto, vabbè che eravamo un po' in difficoltà perché eravamo in 10 uomini, eccetera, però lì quella palla la poteva anche tenere Okoye. Quindi, sì, forse però difesa solida, difesa che ha finalmente un suo leader naturale che è Jakob Biol. Cioè, e va bene così, perché è un giocatore che ha fatto un grandissimo europeo, perché ha fatto veramente un grande europeo. Resta Udine, è vice capitano, è diventato leader, viene responsabilizzato leader finalmente, e l'Udinese ne beneficia di questo giocatore a 360 gradi. Io mi preoccupo solo di una cosa di Bijol. Bijol che è uno che non si tira indietro, nel senso che va su tutto, eccetera. Ho paura che accumuli tante ammonizioni e quindi il giorno in cui la somma di queste ammonizioni lo porta alla squalifica, senza bisogno siamo in difficoltà. Sì, Lorenzo, però vedi, premiano queste ammonizioni perché insomma, a fin dei conti... No, indubbiamente, non ho detto che mica deve fare, però un attimino quando mi fai quei falli a metà campo, quelli non servono. Cioè, spiego? Beh,
Sì, sono situazioni, insomma, dai. Sì, vabbè, ma fallo a metà campo, anche se il caponuovo gli altri sono dietro, rientrano, eccetera. Cioè, quei falli che lui fa ogni tanto quando sale, per avere il tempo di rientrare, magari quelli, se li risparmia, evita quelle ammonizioni che alla fin fine poi Però se la difesa resta questa, e io credo che Perez non vada via, ma perché il Porto, cioè l'Udinese è stata chiara, mi dai 20 milioni, per 15 resta. Ma guarda che se va via Perez è un grosso problema, a meno che, cioè, considerato e avendo fiducia in questo momento della società, non abbiano già individuato un sostituto, perché questo è il problema. Sostituti sono, al momento l'Udinese ha sondato 2 profili in maniera molto concreta e molto avanzata: Sagnan del Montpellier e Facundo Gonzalez in accordo con la Juve. Quindi, tra l'altro, uno di questi 2 potrebbe arrivare a prescindere in questi ultimi giorni di mercato dalla cessione eventuale di Perez. Per me, ripeto, Perez resta perché il Porto non mi sembra arrivare a 20 milioni. Quindi vi dico, per me la difesa non la andiamo a toccare, anche perché abbiamo trovato i giusti meccanismi. Io volevo dire anche Giannetti quest'anno lo vedo più nella parte, nel E ruolo. il merito di chi è secondo te? Sì, del mister, ma secondo me questo mister ha responsabilizzato i giocatori nei vari ruoli e loro vedi che ci credono in quello che ha detto il mister, perché quando tu dai tutto in questo modo vuol dire che credi nel Quindi adesso vi rendete conto quanto sia stata importante la vittoria contro la Lazio? Perché fondamentale. credendoci e facendo quello che dice il mister, ancora non completamente, andiamo piano perché questa è una squadra che ha grandi margini di miglioramento, i giocatori ci credono ancora di più. Quindi è un'ulteriore conferma della bontà. Cresce l'entusiasmo. Non parliamo dei tifosi. Unica nota, insomma, Intanto ti do una brutta notizia: il Como sta vincendo a Cagliari adesso. Che tutto sommato va bene, così arrivano più alleggeriti mentalmente. Va bene. Sì, ma non dobbiamo aver paura, Lorenzo, di nessun risultato. No, Cioè, per carità, dai. Punto e basta. Dai, insomma, parliamoci chiaro, dopo la partita di Bologna avrei firmato un pareggio con la Lazio, insomma, no? Sì. O no? Sì. Ecco. Però abbiamo visto che potenzialmente questa squadra si sa esprimere, può dare. Ah no, mi dicono che hanno annullato il gol. Chi è stato? Bene. Luca Puente. Vediamo. Unico neo, per chiudere l'analisi e parlare poi di un altro argomento, purtroppo gli esterni. Camara da matita rossa ci becca la doppia munizione. Però fino a quel momento lì aveva fatto un gran gioco. Però io adesso qui apriamo un tema che da casa sicuramente se ne discute tanto, che se prendessimo un esterno destro di valore o anche un esterno destro alla Sergio, io che ho detto, vi ricordate Raffaele Sergio, che cosa faceva Raffaele Sergio? Scendeva sulla corsia di destra, cross coi tempi giusti per Birov e via. Se prendessimo un esterno che sappia fare questo lavoro, secondo me ci divertiremo ancora di più. Sì, ok, ma secondo me esterni sono dei giocatori difficili da trovare in questo momento, perché tutti più o meno hanno bisogno di esterni. Adesso voglio vedere il mercato cosa ti propone in questo momento. Qualcuno dice se Bosele va via gioca Ezibue per forza, solo che Ezibue l'abbiamo visto. Manovre sugli esterni in questi ultimi giorni di mercato, perché attenzione, c'è stato un interessamento del Colonia, un ritorno di fiamma del Colonia per Ezibue, c'è stato un interessamento di varie squadre per Bosele e Esteves potrebbe andare anche via in prestito, quindi io non credo che ribalteranno così tanto perché i giorni sono pochi, la partita è imminente già col Como, però uno se non due di questi tre potrebbero andare via. Può essere. E quindi di conseguenza arriva uno. Sì, però deve arrivare uno che sia già pronto, insomma, Lorenzo, la differenza, come dici tu, già pronto, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, al di là del mister che ci ha messo molto del suo, però ha operato gran parte con gli stessi giocatori dell'anno scorso, che gran parte ovviamente, con un altro spirito, ma è quello. Esatto,
però che, sai, gran parte dei tifosi davano per scappati di casa o una cosa o l'altra. Secondo me quest'anno ci sarà una crescita di questi, perché un anno vuol dire un anno in più nella società, vuol dire moltissimo. Secondo me avremo qualche sorpresa anche nei giocatori che magari l'anno scorso non si sono espressi. Non dimentichiamo tra tutti i nomi che abbiamo fatto, io ho citato anche tra l'altro che mi è piaciuto molto, perché già quella perla, quel tunnel a seguire che ha fatto è stata un'opera d'arte. Il Brenner che ha giocato a tutto campo, ha giocato, ecco, se gioca vicino a Luca è ancora meglio. Brenner è un giocatore che tornerà sicuramente utile, e un altro che può tornare utilissimo è anche Davids, non dimentichiamoci. Esatto. Brenner, hai visto quanto dà, quanto si impegna, quanto corre, quando torna, dà una mano in difesa. Cioè, l'anno scorso, Ragazzi, noi non l'avevamo. io ho solo una paura, Non deve avere paura. No, io ho solo una paura, ho paura degli infortuni. Ah beh, ma questo può capitare a tutti, sì, Tanto che abbiamo già cominciato con Sanchez, no? Per dire. Ma gli infortuni ci hanno penalizzato la passata stagione in maniera devastante. Non dico che potevamo arrivare a metà classifica, però vabbè, Deulofeu lasciamolo perdere, tra Brenner, tra Davis, tra questo, cioè ce ne sono stati un'infinità. Silvestri, cioè questo che mi preoccupa e basta. Infortuni, giustamente dire. Tra l'altro faccio un piccolo appunto su Alexis Sanchez, sta facendo domani dovrebbe essere in programma ulteriori accertamenti per stabilire di che entità è la lesione al polpaccio. Si spera sia tra il primo e il secondo grado, il che vorrebbe dire recuperarlo tra Parma e la partita successiva. Fine settembre. Quindi fine settembre, primi di ottobre, questa è l'idea. Sembra meno grave del previsto, ulteriori esami per togliersi il dubbio e sperare di recuperarlo in 3 settimane, un mese, quindi una è già passata, poi c'è la sosta, il che vorrebbe dire comunque quel mese necessario anche per la preparazione che dovevamo comunque mettere in conto per il recupero di Sanchez. Detto questo, quest'anno Costa Runjec e gli altri allenatori precedenti non avevano questa possibilità, ha una rosa molto più lunga, la capacità anche di girarsi verso la panchina e vedere che ci sono che c'è qualcuno se non altro. A proposito, Lorenzo, io dico, quanto ci vorrà, quante partite dovranno passare prima di iniziare a vedere qualche campioncino che abbiamo in panchina? Ma sai, l'ha detto Runjec con molta onestà, devo dire, questo che mi piace di questo allenatore, lui dice le cose in maniera onesta, e in effetti tanto di cappello. Tra l'altro faccio un piccolo back. Avete sentito voi l'intervista che ha fatto a Roma prima di venire a Udine Baroni, quando gli hanno chiesto di Runjec? Ecco, che aveva studiato l'aveva studiato, pensate, l'aveva studiato Baroni, giovane intelligente che io conosco molto bene, devo dire. Aveva studiato Runjec. Cioè, vuol dire che sto Runjec qui non è un pellegrino qualsiasi. No? Baroni è meglio che vada a ripetizioni però di Runjec, perché non ci ha capito granché. Vabbè, ci vuole tempo per capire Runjec, però almeno i nostri stanno capendo. Però Runjec ha detto anche un'altra cosa importante. Io considero queste prime 3 partite di campionato, perché sono 3, dopo c'è la sosta, adesso giochiamo col Como, poi c'è la sosta e si va a Parma. Considero 3 partite nelle quali io farò i miei feedback, cioè vedrà chi sarà utile alla sua causa, questa è il sintesi, e chi no, o chi lo potrebbe essere. E questo è un ragionamento che gli fa un onore incredibile. Cioè lui adesso in queste 3 partite, cercando sicuramente di non perderle e magari soprattutto anche di vincerle, va bene? Farà i suoi feedback, dirà questo va bene, questo sì, questo no. E la società è con lui. Hai capito? Sì, sai perché Lorenzo anche? Perché lui
no, tutti i giocatori dell'anno scorso che ha riproposto quest'anno sono state scelte della società, che la società ci credeva. Lui li ha riproposti per vedere se veramente sono dei giocatori validi. Insomma, in questo momento 4 punti sono anche merito dello zoccolo dell'anno scorso. Dico bene? Dico Sì, male? perché alla fine ha aggiunto solo Castron, però sì. quello che ti dico è qua vi pongo anche questa domanda. Ma cosa ha di diverso Costa Runjaic, che è ascoltato dalla società, che la società lo ha appoggiato così? Secondo me, vi dico la mia, poi vi chiedo a voi, secondo me è la scelta è stata talmente grande, talmente di rottura, talmente... Hai rinunciato a un Cannavaro, sì. che per forza devi dargli più fiducia rispetto a... Anche gli altri allenatori che avevano più sex appeal, passatemi questo termine, non hanno avuto quella considerazione, quell'appoggio totale che la società ha in Costa Runjaic. Runjaic è una persona seria, non è un qua, è una persona credibile nei modi, nel modo di parlare, anche se non parla ancora bene l'italiano, ma lo capisce. È una persona che non va a cercare giustificazioni di nulla, è una persona che va per la sua strada, che ha le sue idee, le sa mettere in pratica e soprattutto è convincente nei confronti dei giocatori. Cose normalissime che negli ultimi anni negli allenatori che sono passati a Udine non abbiamo visto. Punto e a capo. È semplice. È una persona corretta, una persona leale, onesta, che conosce bene il suo lavoro, che ha le sue idee e cerca di applicarle insieme con i giocatori. Non è un despota, poi è aiutato, diciamolo anche francamente, è aiutato da uno che si chiama Inver, scusate se poco, e quindi il cerchio si chiude da solo. Insomma, tutto lì. La società è con loro. È totalmente con loro. È con loro, per cui insomma le cose dovrebbero essere, uso condizionale perché qui non abbiamo la sfera di cristallo, dovrebbero essere sicuramente migliori dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo vinto una partita in casa contro Bologna. Quest'anno abbiamo cominciato l'anno scorso ci abbiamo messo ben 7 giornate per fare 4 punti. 7 giornate per fare 4 punti. Ecco, questo insomma, adesso poi non esaltiamoci. Allora, Lorenzo, allora, Elio ha fatto le sue previsioni, no? Le prossime giornate. Allora, battiamo il Como, battiamo il Parma, con la Roma non perdiamo e a dicembre giriamo a 45 punti. Sì, va bene, però non voglio vincere lo scudetto, che sarebbe troppo impegnativo, capisci? No? Lasciamo stare lo scudetto. Però, Lorenzo, voglio dirti una cosa. Allora, io a fine partita, e siccome ormai sono frequentatore di Curva, ho fatto delle interviste ai nostri amici tifosi e vedere la gioia con cui uscivano tutti dallo stadio, no? È stata una cosa unica, perché è stata come una liberazione per tutti. Poi voglio aggiungerti un'altra cosa che ho notato sia anche nella nostra trasferta di Bologna in pullman: tanta gente giovane, tanti ragazzi, soprattutto tante ragazze. Allora io dico una cosa, sai, quando ci sono i soliti, no? Quando le cose vanno male, staremo a vedere quanti abbonamenti, staremo così. L'Udinese, cioè i tifosi dell'Udinese, queste cose non le sentono. Tra l'altro abbiamo fatto più abbonamenti dell'anno scorso. Ecco, nonostante tutto, allora cosa posso dire? Che ai tifosi dell'Udinese non serve molto, c'è la consapevolezza che siamo in un posto nel profondo nord-est dove non abbiamo né stampa, lo dico sempre, che ci sostiene, non abbiamo televisioni che ci sostengono, cioè tutto fatto in casa, e il pubblico è un collante di tutta questa situazione favoloso. E poi lasciami dire la curva, vivere la curva adesso con lo stadio nuovo è una cosa, guarda, è diventato un punto di ritrovo, un punto, non so come dirlo, cioè tu vai allo stadio e stai bene. Allora io direi, se Lorenzo... Comunque una cosa voglio dire, non è che voglia fare il menagramo, però non esaltiamoci troppo, perché qualche partita la perderemo. Non vorrei che dopo quando quando perdiamo una partita andiamo tutti qua a scavarci la fossa e dire andiamo calmi, perché qualcuno dice andiamo a Parma, vinciamo, col Como vinciamo, bisogna giocarlo, bisogna andare calmi e vedere la crescita della squadra.
però mettiamo in preventivo, insomma, che qualche inciampo ci potrà anche essere, quindi Allora, stiamo mettiamo i puntini sulla A i. Stefano a casa Stay il calm, pareggio come del dice. Bologna ha rovinato il pronostico, perché aveva detto che si facevano 38 vittorie, ne faremo solo 37, va bene lo stesso. Comunque, Vabbè, mi accontento. il discorso è questo, Lorenzo. No, una nuova, bisogna mettere una nuova mentalità nelle cose. Noi questa settimana abbiamo una situazione che possiamo godere, questa settimana godiamo, se la prossima non godiamo, pazienza, ma tutte le volte Carpe che abbiamo diem, la possibilità di godere, carpe diem. no, Certo. no, è roba da vecchi quella, lascia perdere. Bisogna essere Non so neanche ottimisti. cosa vuol Bisogna essere dire. ottimisti. Dai. Ma sì, che so cosa vuol dire. Bisogna essere ottimisti. Ma no, ma io sono ottimista, mica ho parlato da No, pessimista, ma spero. perché dobbiamo frenare l'entusiasmo? L'entusiasmo è la forza di tutto. No, E no, se ma magari che freni, a me lo dici di sogna, frenare sogna, l'entusiasmo, ma il stai sogno scherzando? ti fa vivere bene, ti rilassa e poi andiamo allo stadio noi per divertirci, non deve essere una sofferenza finché possibile, no? Però lo stadio è un momento, deve essere un momento di gioia. Noi cerchiamo la gioia quando andiamo allo stadio, la vittoria se possibile. Se magari riusciamo a avere dei posti in classifica molto importanti, gratificanti, questo è il fatto. Allora, quando ci capita di gioire come Ma in questa certo che scherzi. dobbiamo Se gioire, no, guarda, non guarda, Eros Tisotto dice no, basta, perché sennò qua a Tisano non si dorme ancora. Ma non Magari l'hai fatto ancora, adesso è il momento che devi ma farlo. mettiti, no, ma deve mettersi i tappi sulle orecchie, perché insomma è chiaro che quando vince l'Udinese io sono felice come una pappa, è inutile, non me lo puoi impedire, per Dio, dai, su, ma avanti. vai sui ponte del tagliamento a gridare Ma no, è casca il godete ponte. friulani. C'è qualcuno che sposerebbe Elio, Sì, una però è donna. impegnato. Prima di chiudere, non poteva, l'abbiamo lasciato per ultimo, ma non perché non merita, ma anzi meriterebbe la copertina tutti i giorni. Florian Thauvin, ragazzi. Dai. Cioè, qualcuno aveva messo in dubbio dopo Bologna. Tra l'altro non era stato bene a Bologna, spieghiamo questo, aveva avuto una settimana complicata a livello fisico, non era stato benissimo e a Bologna si è visto che non era al 100%. Arriva la Lazio, fa un assist di esterno che già da spot per la Serie A per tutta la stagione, perché non credo di vedere assist del genere in tutto l'arco del campionato. Delicato con questo esterno morbido, poi fa un gol alla Maradona, no? È andato dentro. Quanti ne aveva attorno? Il gol che ha fatto è tanta roba, ragazzi, ma tanta roba. Quanti ne aveva attorno? È andato via e l'ha fatto. E io dico una cosa, questo ragazzo, come ha detto prima Fiore, cioè quando l'ha preso l'Udinese, ho detto sì, sarà un giocatore d'esperienza, però verrà qui perché sì, fare al contratto magari quasi fine carriera. Ma questo, ragazzi, si è trasformato qui. Innanzitutto già bisogna dire una cosa: il fatto che abbia imparato l'italiano è una cosa fondamentale, perché vuol dire che ci crede nel progetto della squadra, ci crede responsabilizzato, perché sembrava potesse andare via a gennaio scorso, se ti ricordi era ormai fuori dai radar, anche non era titolare con Sottil, poi è stato riesumato, poi è tornato giù, insomma quest'anno è capitano. Insomma, gli si è dato gli onori di casa, giustamente, e il giocatore è stato responsabilizzato ed è diventato leader. Florian Thauvin, 2 volte campione del mondo, è stato campione con i giovani della Francia, campione al mondiale russo, sempre con la Francia, di Mbappé, Pogba, bla bla, e tutti questi qua. Quindi non era sicuro un brocco, ed effettivamente messo nelle condizioni di rendere nel suo ruolo, perché ha giocato anche fuori ruolo, ma è felice prima, anche qui, è felice. troviamo un gran giocatore, Florian Thauvin. Ma allora vogliamo metterlo tra gli acquisti quest'anno, oltre Sanchez, vogliamo mettere Thauvin come acquisto, perché il Thauvin che abbiamo visto domenica raramente non l'abbiamo visto noi fino a qualche volta a sprazzi, ma il Thauvin di adesso è un acquisto, è un nuovo acquisto, è come avessimo un giocatore in più nuovo di qualità. Fermati, bravo. Siamo perfettamente d'accordo. Su Thauvin è inutile discutere perché ha fatto delle cose straordinarie. Ma volevo sottolineare una cosa, se mi consentite, quasi in chiusura adesso.
per la quale io mi ero speso la passata stagione, se ben ricordi Stefano e anche Elio, sul fatto dei tifosi. Avevo detto: "Ma è possibile mai che i tifosi non possano assistere a un allenamento?" A questo punto io devo fare i complimenti alla società, non perché l'ho detto io e ho portato avanti questa piccola battaglia, Battaglia. ma perché è una cosa giusta, cioè che i tifosi una volta a settimana possano andare a vedere l'allenamento dei loro beniamini, portarsi i pensionati che si portano i nipotini, che si portano i figli, che si portano le mogli, eccetera, a vedere. È una cosa geniale, ma non ci voleva molto, scusatemi. Lorenzo, Eh. domenica in curva, li ho fotografati ma non potevamo pubblicare, tu devi sapere quanti bambini in braccio piccolini erano allo stadio con la maglia, Esatto. una cosa mai vista, mai vista. Io ho tutte le foto, ma Bello. chiaramente non possiamo farle vedere, insomma, perché sono dei minori, ma è una cosa bellissima, nuova. Sì, l'abbiamo vista. Comunque è una cosa stupenda questa idea che adesso succederà mercoledì alle 10:30 mi pare, no Stefano, se non vado errato. Sì, mercoledì mattina 10:30, allenamento a 10:30. porte aperte, è il secondo di questa stagione. Pensate che era da quando c'era Colantuono in panchina che non si poteva più vedere un allenamento, era stato blindato anche ai giornalisti, non potevamo più assistere a niente. Diciamo che posso dirti questa, io credo che la società abbia capito e imparato dall'anno scorso e non abbia voglia di ricommettere gli stessi errori. E quindi credo che ci sia da lì partita, anche da quel mi sono vergognato di Giampaolo Pozzo, sia partita una rivoluzione interna, perché ho notato veramente la voglia di cambiare, di fare le cose in una maniera nuova, in una maniera diversa e di ripartire insieme. Ci si è accorti che se camminiamo insieme, tifosi, addetti ai lavori, società, squadra, possiamo andare da qualche parte e ottenere qualche risultato importante. Questa Ecco, unità di intenti a me piace molto. ecco, Posso e un benissimo. plauso va anche, scusatemi, visto che lo hanno perseguitato per tanto tempo, giustamente o ingiustamente non lo so, ma un plauso va fatto a Gino Pozzo anche, il quale si è fatto vedere in mezzo ai tifosi, come scrive qualcuno, che ha rilasciato delle interviste che sembravano una cosa. Lorenzo, Chapeau a Gino Pozzo, basta. Poi tra ecco, l'altro io vorrei, ricordatevi che Gino Pozzo è uno tra i manager del calcio in Italia, riconosciuto non da me, ma da tutti, uno dei più intenditori che ci siano, attenzione. Diciamo che abbiamo scherzato col fuoco per anni. Esatto. C'è Perché stato ognuno, Gino Pozzo lo saprà perché è andata come è andata e perché ha smesso di fare calcio come sa fare, perché effettivamente abbiamo passato anni esatto. non all'altezza della maglia udinese, del nome E udinese, del non tifoso all'altezza e delle capacità di anche non Gino Pozzo. all'altezza delle capacità della società. No, di però Gino ci sta Pozzo, una perché Gino Pozzo capisce di calcio La più di causa la tutti. san Questo è solo bello. loro no, del ma io perché. posso buttare un sassolino là. Tu Noi, l'Udinese ha avuto gli anni difficili da Che c'è? quando c'è lo stadio nuovo. Da quando c'è lo stadio nuovo. Lo stadio nuovo chiaramente è un impegno economico non indifferente. Probabilmente ha tolto delle risorse alla società, no? Rispetto se tu quest'anno puoi permettere di comprare dei giocatori, perché probabilmente hai delle risorse. io credo che sia veramente servita la scorsa stagione e come ci si è arrivati a salvarsi, perché io ero a Frosinone, ho visto la faccia di Gino Pozzo in ascensore a fine primo tempo e vi assicuro che non era la faccia di uno contento di prendere il paracadute, come scriveva qualcuno, anzi era la faccia di uno molto preoccupato e di uno che aveva capito che si rischiava veramente, veramente di andare in Serie B. Poi Davis ci ha salvato, siamo stati un po' anche fortunati, va detto. Abbiamo capito anche il valore di cos'è la Serie A e abbiamo ribaltato l'Udinese come un calzino, nella testa, negli uomini, nell'allenatore, nella dirigenza. Negli atteggiamenti. È cambiato tanto, perché è cambiato il direttore sportivo, è cambiato l'allenatore, è arrivato Inler, c'è Nani, sono caduti alcuni tabù. Anche Nani
ma è sono tanta anche cadute roba, alcuni tabù, Lorenzo, tipo il fatto Londra-Udine, no? Finalmente la società ha tolto la maschera e ha detto sì, facciamo le cose insieme, è una sinergia che deve essere vincente, l'ha detto Nani più volte. Io ritrovo anche un po' di serenità sicuramente, ma anche di trasparenza nel fare le cose. Cioè mi è piaciuto molto che Nani ci abbia detto, se ti ricordi, il giorno della presentazione, questo è il mio numero di telefono, avete qualcosa da chiedermi, telefonatemi, non preoccupatevi. Quindi trovo questa unità di intenti. Questo non vuol dire che andremo in Champions League, perché No, magari però salveremo la insomma penultima è giornata. cambiato un po' l'iter di questo rapporto che prima era un Però po' vedo la voglia di arrugginito, cambiare. diciamo, ecco sì. E l'ultima cosa che volevo dirti, che mi è rimasta impressa, parlando ancora ai tempi della conferenza stampa degli unici, che ha detto una frase bellissima secondo me. Dice: io sono contento di essere qua, eccetera, eccetera, perché, questo dopo il ritiro naturalmente, perché sto allenando una squadra felice. Bene, posso aggiungere una cosa sul Guarda che discorso? è una cosa importante questa. Questa è una cosa importante, un'affermazione molto importante. Senz'altro. Volevo esprimere un mio desiderio, chiaramente, la società da anni il ritiro lo fa all'estero. Io non so se ha dei contratti in piedi, che cosa abbia la società, però se vogliamo aggiungerci una ciliegina a quello che è stato fatto adesso, sarebbe bello tornare ai ritiri qui in Friuli. Abbiamo sempre Sto già a parlato. pensare al ritiro, ci manca No, un no, anno, no, no, dai, no, pensiamo a posso vincere contro il Como, dai. Lorenzo, Ma su, stavamo parlando che ma adesso la gente va allo stadio a vedere gli allenamenti. Il prossimo anno potrebbe anche essere Quando che ci prepareremo per andare, andare? cioè, potrebbe anche essere, abbiamo delle località in Friuli, tipo Artero, si faceva una volta che la gente era così, che andava su a vedere gli allenamenti e via. Abbiamo eventualmente, se vogliamo andare in altura, abbiamo anche Sappada e sempre Friuli Venezia Giulia. sì, ma Allora, non cominciamo a parlare di ritiri adesso che siamo in no, ma agosto, non hai appena capito, abbiamo Lorenzo, finito. Lorenzo, scusami, non hai Sì, ho capito il capito, mistero. Ho detto dai. che la società ha fatto molti cambiamenti, che adesso permette ai Stefano tifosi di andare allo Pittoni, stadio. Io dico, ci manca una cosa sola, se il prossimo anno il ritiro si fa in zona, sarebbe cioè, chiudere il cerchio, questo. Stefano, per cortesia, stacca la spina a Elio un attimo, va. No, ma tu sei negativo, scusa, allora io Io sono negativo? Sei negativo, sei. Allora, vi dico solo questo. Ti taglio la Non so se sigla. l'avete notato, voi che siete sui social, perché siete anche sui social, Nino Maraviglia, che io mi auguro torni al più presto, ha taggato nel post che ha fatto parlando per celebrare e ringraziare i compagni della vittoria, ha taggato l'Udinese, ha taggato la Serie A e ha taggato la Champions League. Lui dice, Nino dice, io intanto taggo anche la Champions League, poi non si sa mai. Non dirlo a Lorenzo. E io, questa è una cazzatina, però mi piace pensare anche all'ambizione. Bravo. Cioè, bisogna anche sentirsi forti, l'ambizione. Cioè, il ritorno del Nino Maraviglia, anche se adesso non è in campo, fa capire agli altri giocatori che si voglia alzare l'asticella, che ci siano giocatori come Thauvin, che ci sia Biol, che ci sia la mentalità, ecco, come dice Stefano, la mentalità vincente. Poi non arriveremo, perché non arriveremo, ma non importa, però per una volta andiamo con voglia a aggredire questo campionato, aggrediamolo, non subiamolo. Abbiamo subito tanti anni il campionato che speravamo non finisse al più presto. Quest'anno invece vedo voglia, ci sono tanti che appena usciti dallo stadio mi dicevano: oh, non vedo l'ora che ci arrivi il Como. Cioè, l'entusiasmo, viviamo anche di questo. Bravo. Non arriveremo in Europa, perché non arriveremo, ci sono squadre più forti, ci mancano gli esterni, tutto quello che volete. Ma viviamo di entusiasmo, perché è di questo che si alimenta il calcio. Vogliamo contare anche noi in Serie A, questo. Poi che venga qualsiasi posizione, però Allora, vogliamo contare in Serie A e abbiamo le mentalità, la mentalità vincente. La fame, bisogna avere fame. La fame di Iker Bravo, che è tre volte che si strappa la casacchina perché voleva entrare. Perché io ho guardato l'altro giorno Iker Bravo, quando l'hanno richiamato in panchina, gli hanno detto che non entra,
voleva mangiare l'allenatore, e lì è stato bravo, devo dire, Ingler, che l'ho guardato con la coda dell'occhio, è andato subito a dirgli: guarda ragazzo, stai tranquillo perché la tua occasione sta arrivando. Io credo che questa fame, questa rinnovata ambizione di un Udinese che si sente un po' più forte rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso ci cagavamo addosso, scusa, tolgo l'FMI, ci cagavamo addosso a un certo punto del campionato, e partite come quelle di ieri entravamo in campo col pannolone, guarda. Appunto, le partite come quelle dell'altro giorno le avremmo pareggiate se non perse. L'altro giorno invece, nonostante 10 eravamo in 10, con coraggio abbiamo portato a casa. Io quindi ti dico questo: la non paura, il coraggio, la voglia di fare qualcosa di importante, la rinnovata fiducia in tanti giocatori, in Toveni, anche nello stesso Brenner. Cioè, io credo sia una componente fondamentale per tirare fuori il meglio a un gruppo di ragazzi che l'anno scorso non era riuscito a esprimere nulla del suo potenziale, anzi erano depotenziati alcuni. Big Ben ha detto stop, perciò noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo, va bene, dopo la partita Udinese Como, ore 20:45, Blue Energy Stadium, e vi lascio con tutto il cuore con un bel godete friulani! Lorenzo, ti voglio bene, ti voglio bene. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti. Guardatevi la sigla per capire chi ha stampato Lorenzino sulla maglia. Lorenzo, sei pronto? Certo che sì. Andiamo a giocare? Certo che sì, ma tu chi sei? Okoye è il portiere. Io? E tu? È il Niño Meraviglia! Vamos! Big Ben, la trasmissione. Ragazzi, dove eravate? C'è la trasmissione, dai, andiamo.